Superata la soglia dei 4.000 nuovi contagi in 24 ore nella nostra regione, a fronte però, sottolinea il presidente Zaia, del numero di tamponi, il più alto a livello nazionale, che ogni giorno il Veneto effettua. Di pari passo poi aumenta la pressione sugli ospedali, dove ora si trovano ricoverate 889 persone in area non critica, con un incremento rispetto a ieri di 37 pazienti e 134 in terapia intensiva. C'è da dire che in terapia intensiva dei 134, 25-26 sono vaccinati, tutto il resto sono non vaccinati, quindi sostanzialmente se avessimo tutti vaccinati oggi le terapie intensive sarebbero quasi vuote. A preoccupare in questa fase sono proprio le terapie intensive, con una situazione solo all'apparenza tranquilla, perché nell'ultima settimana gli accessi sono cresciuti a ritmo sostenuto. Quello che preoccupa è il numero degli accessi giornalieri. Adesso noi stiamo vedendo un aumento abbastanza contenuto, ma in realtà gli accessi continuano ad essere una decina al giorno, quindi molti, e i posti letto occupati sono compensati dal fatto che cominciamo ad avere diverse dimissioni di pazienti. Ed è dal monitoraggio costante delle terapie intensive che emergono situazioni particolari, casi estremi, seppur limitati, anche di rifiuto delle cure. Casi estremi relativi a pazienti che fino all'ultimo rifiutano le terapie ce ne sono. Ce ne sono di pazienti che accettano di essere intubati quando proprio sono in condizioni disperate e ce ne sono anche che vengono intubati ma che si preoccupano di non venire vaccinati assolutamente, cosa che comunque non verrebbe fatta. Se tutti i veneti fossero vaccinati, aggiunge Zaia, potremmo parlare di una zona profondamente bianca. Invece, per la settimana del 20 dicembre rischiamo il passaggio in fascia gialla. I sindaci dalla loro, per evitare il diffondersi del contagio, stanno intervenendo con ordinanze che introducono l'obbligo di mascherina all'aperto. Sono provvedimenti di buonsenso, commenta il governatore del Veneto. L'ordinanza dice cosa? Se sei all'aperto e sei in assembramento mettiti la mascherina. Io capisco e sostengo i sindaci quando le fanno, assolutamente sì. Ma sono sempre più anche i primi cittadini che a ridosso delle festività natalizie e di Capodanno decidono di annullare i tradizionali eventi, come nel caso dei pane e vin. Considerate che per gennaio noi saremo in zona gialla piena, spero che non sia già anche zona arancione, e evitare di fare assembramenti direi che non guasterebbe, dopodiché rispetto alle idee di tutti. Considerate che il Panevin viene vissuto poi dal punto di vista giuridico come uno spettacolo all'aperto, per cui ha anche tutte delle regole da rispettare. Speriamo che sia l'ultima volta che ci poniamo questo problema.